parlare di economia civile, responsabile, utile alle comunità, bisogna partire da progetti concreti e dai territori. Con buone pratiche, con buone idee che sappiano essere originali, stimolanti e soprattutto replicabili per diventare poi prassi e modelli virtuosi. Oggi nella giornata conclusiva del festival c'era anche un po' di Veneto. Nella cinquina finalista per il bando sulle pubbliche amministrazioni c'erano 2 progetti interessanti e originali del Comune di Este e del Comune di Treviso. Sindaco, raccontiamo questa meravigliosa esperienza dei Treviso Fund. Intanto grazie per questa opportunità di diventare ambasciatori dell'economia civile, che è un grande orgoglio. Non lo siamo diventati grazie a questo Treviso Fund, che è una forma di microcredito con delle condizioni però imposte dall'amministrazione e assolutamente agevoli per i nostri cittadini. Un'iniziativa che nasce dalle lacrime delle partite IVA nel post-Covid, lacrime che non ci hanno lasciato indifferenti, lacrime che ci hanno riempito di responsabilità, e quindi ci siamo messi al fianco delle partite IVA, degli artigiani, dei commercianti, e insieme abbiamo costruito questa iniziativa. Il Comune fa da garante, il Comune attraverso i confidi genera la garanzia, e il Comune attraverso i confidi e la banca di riferimento del territorio, un credito cooperativo, è riuscita a generare 6 milioni di liquidità nel territorio. Un'iniziativa davvero impattante, positiva, che ha fatto sì che queste partite IVA, questi imprenditori non finissero in cattive mani in un momento magari di difficoltà e di debolezza. Quindi sono molto soddisfatto, anche perché 87 comuni ci hanno già chiesto la delibera, e l'intenzione nostra è quella che questa iniziativa, nata in un periodo di emergenza, diventi poi strutturale. Dal Veneto un progetto importante sul sociale che si chiama 4H. 4H Scaliamo il futuro, un progetto sociale sui ragazzi e le ragazze del nostro territorio, della nostra città. Un progetto che ha saputo dare risposte alla povertà educativa presente nel nostro territorio e presente comunque in Italia. È un progetto che ha saputo dare soprattutto formazione anche a insegnanti, animatori, genitori e includere persone con disabilità, includere persone con fragilità educativa. Credo che questo Festival dell'economia civile sia il framework, la cornice di un mondo fatto di imprese, di persone, di intellettuali, economisti, centri di ricerca, istituzioni culturali, uno dei pezzi più importanti di quel bellissimo mosaico che è il nostro paese, di cui dobbiamo essere molto più orgogliosi di quanto non lo siamo. Forse è vero che noi italiani raccontiamo l'Italia peggio di come la vedono tutti gli altri. Il Festival dell'economia civile parte da questo, dalla forza delle nostre idee e dalla capacità di avere una visione. A Firenze è una boccata di ossigeno rigenerativa che porta valore non soltanto in campo sociale e culturale, ma anche economico e finanziario. L'economia civile c'è. Le banche di credito cooperativo ci sono, il sistema della cooperazione, Federcasse, Confcooperative hanno saputo organizzare per la seconda volta, nonostante la straordinaria difficoltà del momento, un festival nel quale i 3 giorni sembrano non essere stati sufficienti, perché sono stati intensissimi, partecipazioni di altissimo livello, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Parlamento europeo. Abbiamo portato al centro dell'attenzione delle istituzioni il nostro mondo e il nostro sistema, e abbiamo infine, mi permetto un'autocitazione, lanciato al Presidente del Consiglio un'attenzione speciale sul nostro sistema bancario, che ha bisogno di essere aiutato a fare quello che sa fare.